Dino Del Ponte ci ha portato oggi in un luogo straordinario. Dove siamo, Dino? Siamo a Spilimbergo e siamo a visitare, dicevo, una scuola che è l'eccellenza tra le eccellenze, la scuola Mosaicisti del Friuli, una scuola antica, ma più che stare a descrivere le qualità e i meriti di questa scuola, io direi passiamo a vedere le opere di questa scuola e le modalità con cui producono queste opere. Dottor Bravedani, allora la sua scuola sostanzialmente diventa anche una meta, come dire, turistica, ci sono visitatori da tutto il mondo. Sì, questa è praticamente la scuola Mosaicisti del Friuli, è uno anche dei siti più visitati della nostra regione. Per esempio lo scorso anno, proprio il 2018, abbiamo chiuso con quasi 37.000 visitatori. La scuola è aperta tutti i giorni dell'anno, quindi 365 giorni all'anno proprio per le visite, dal lunedì al venerdì. L'orario è libero dalle 8 alle 16 del pomeriggio e per quanto riguarda il sabato e la domenica o i festivi basta solo prendere appuntamento, quindi ci sono le guide proprio autorizzate che accompagnano i gruppi all'interno della struttura scolastica. Con la città di Spilimbergo c'è un legame indissolubile, come dimostra anche il mosaico che abbiamo alle nostre spalle. Proprio a Spilimbergo nasce la scuola Mosaicisti del Friuli e possiamo dire che Spilimbergo trae beneficio da questo. Se è la città del mosaico oggi è perché qui nel 1922 è stata fondata proprio la scuola Mosaicisti del Friuli, da una tradizione che si fa risalire proprio al 1500. Proprio le immagini anche alle mie spalle ritraggono proprio la città di Spilimbergo del 1500. La nostra tradizione, più che Spilimbergo, però è la nostra pedemontana, quindi Sequals, Solimbergo, Colle, Arba, Cavasso Nuovo, i terrazzieri, quindi non solo terrazzieri, anche comunque mosaicisti nell'epoca. Pensate che già nel 1570 proprio la famiglia Bianchini, all'origine era del Bianco, dei Bianchi, operava proprio nella San Marco, quindi nella basilica di San Marco. Comunque la tradizione sia quella dei terrazzieri, forti di che corpo? Di un materiale che noi abbiamo in abbondanza nelle nostre zone, quindi dal tagliamento al Meduna, i sassi, quindi questi fiumi che più che ricchi d'acqua erano ricchi di questo bene prezioso all'epoca, per poter poi realizzare, andavano proprio a Venezia a realizzare proprio i pavimenti seminati alla veneziana proprio per i signori di Venezia. Un salto vertiginoso all'oggi, gli Stati Uniti per esempio, un mercato incredibile dove appunto i terrazzieri hanno fatto fortuna ma hanno anche costruito delle cose importantissime. Il mosaico ricalca tuttora quel tipo di percorso.
c'è un percorso, ma se mi permette in mezzo c'è un'altra piccola ancora frazione, perché proprio da Venezia si trasferiscono nel mondo, quindi siamo agli inizi dell'Ottocento e quindi negli Stati Uniti d'America, ma anche nella Russia, quindi se andiamo al Cremlino, all'interno del Cremlino ci sono pavimenti e mosaici realizzati da questo caso è la famiglia Odorico di Sequas, poi San Pietroburgo, Copenaghen, ma altra opera estremamente importante da dove si fa partire proprio il mosaico moderno, quello mosaico a rovescio su carta, è proprio col Gian Domenico Facchina a Parigi, l'Opéra di Parigi. Poi lui ha fatto tante altre opere, le ultime è stata proprio la Basilica di Lourdes, sempre in Francia. Per arrivare a oggi sì, ci sono ancora lavori che vengono fatti all'estero sia dalla scuola ma soprattutto oggi dai nostri ex allievi e quindi chi è uscito. E la scuola cerca anche in questo modo, soprattutto oggi, di creare economia. Quindi anche di attrarre lavoro, far conoscere il mosaico nel mondo attraverso esposizioni, mostre, attrarre lavoro qui nel nostro territorio per poi distribuirlo, fra virgolette, quindi comunque far lavorare i nostri ex allievi, i laboratori che oggi, devo ricordare, sono solo nella regione Friuli Venezia Giulia diventati assai anche importanti, sono circa 60 laboratori. E devo dire che è anche un dato questo proprio economico che è in crescita, quindi ogni anno noi aumentiamo le partite IVA proprio dei laboratori artigiani. Ci dica da dove si comincia sostanzialmente. Beh, qui vedete loro stanno facendo una copia di un mosaico pavimentale romano, tecnica diretta, dunque c'è un disegno sotto che qui non si vede molto bene, qua vediamo forse si vede meglio. C'è il disegno sotto come riferimento, si segnano le linee che sono appunto gli andamenti, poi si vanno ad incollare le tessere con una colla cementizia. Una volta che il mosaico è finito si strappa il nylon dal retro perché sopra il disegno c'è appunto questo film, un nylon, sì. E poi si applica il mosaico sul supporto definitivo. Il materiale? Questi sono materiali naturali, abbiamo marmi, abbiamo travertini, in questo caso abbiamo utilizzato anche delle paste vitree che vedete hanno un colore molto più acceso proprio perché nell'originale ci sono alcune... Loro comunque hanno una copia dell'originale, ci sono alcune parti molto più forti, no? Più accese si vede, come ad esempio queste. Narra la leggenda che i sassi provengano anche dal greto del tagliamento e anche dal greto di altri torrenti. Sì, abbiamo sassi che logicamente vengono utilizzati in base al colore che serve. I sassi che usiamo sono molto verdi. E comunque in ogni classe sono presenti sassi che provengono dal greto del fiume. Oltre a quelli poi si utilizzano. Li andate a raccogliere voi o vanno gli studenti a raccogliere? Oppure... Sì, a volte sì, solitamente sì, una volta ogni tanto. Comunque i sassi, vedete, noi usiamo, questi ad esempio sono molto scuri e tanti di questi sassi hanno delle tonalità molto verdi che vengono utilizzate appunto per questa colorazione e poi dipende sempre dalla copia che si deve fare, nel senso è anche molto più semplice però utilizzare un formato standard di un materiale che non viene appunto dal greto del fiume ma è una lastra tagliata in vari pezzi di formato uguale. Ho capito, da dove vengono i suoi allievi? Allora abbiamo Selene? Buongiorno.
Ciao, come mai qui? Sono qui perché ho sentito parlare della scuola, è molto interessante. Sì. Ho capito. Ma il Messico è famoso per questi suoi colori cangianti, queste cose straordinarie. E qui cosa hai trovato? Qui anche come là ci sono tanti colori, ma non c'è questa storia del mosaico che secondo me è una, come si dice, espressare l'arte. Sì. L'espressione artistica? Sì. E tu esattamente cosa stai facendo? Adesso sto finendo questa parte qua con del biancone. Sto Allora, tagliando. cos'è il spiegaci. Biancone, questo materiale. E niente, mi manca solo questo pezzettino, poi ho finito. Questo come si chiama? Si chiama La martellina. Martellina. Sì. Ho capito. Senti, com'è che sei arrivato alla scuola del mosaico? Io allora ho fatto un corso di restauro a Verona e durante uno stage a Venezia sono venuto a conoscenza di questa scuola e mi sono iscritto. Capito? Soddisfatto della scelta? Certo, Perché? perché non potevo aspettarmi di meglio. Benissimo. Da grande farai il? Non lo so. Il mosaicista magari, chissà. Lo so. Chi lo sa? Benissimo, grazie. Tu vieni dalla Russia Sì. e come hai fatto a scoprire Spilimbergo? Questa scuola di mosaico di Spilimbergo è molto famosa in Russia perché tutti chi fanno mosaico in Russia La conosco. sanno questa scuola, sì. La Conosco. conoscono. E ti trovi bene qui? Si impara? Non si impara? Cosa succede? Ah, non ho capito. Come ti trovi qui? Stai bene a Spilimbergo? Bene, mi piace molto, mi piace Italia, mi piace il mosaico, tutto è perfetto. Ecco, tu cosa stai facendo? Allora, questa è la coppia di una delle due, diciamo, porte che ci sono nell'organo qua al Duomo a Spilimbergo. E visto che quest'anno c'è la ricorrenza, mi pare, dei 500 anni della morte del Pordenone, che è l'artista di queste porte, noi stiamo facendo queste coppie, una alla prima A e una alla prima B. La tecnica è sempre diretta a romano, solo che c'è la fuga più stretta, quindi ci sono delle differenze e bisogna cercare di ricreare col colore, ad esempio la sfumatura di un'armatura, quindi sì, bisogna... Non è semplicissimo. No, di fatto. È la cosa più difficile oppure c'è qualcos'altro di più difficile ancora? Ora non lo saprei dire perché comunque essendo al primo anno ogni cosa sembra sempre più difficile, però è una tecnica che comunque ti dà la possibilità di anche avere la tua autonomia. Secondo me, potendo scegliere tu i colori, puoi iniziare a entrare nel mondo del mosaico un po' più autonomamente, secondo me. Quindi è molto interessante. Beh, le sfumature sono qualcosa veramente di straordinario, eh? Sì, no, è vero, anche con i colori così semplici Scusa come... se Sì, mi certo. permetto, ecco un attimo. Come il grigio, il nero, il bianco, si può ricreare qualcosa di molto, molto intenso e anche ad esempio con i colori piano piano si entra in questo mondo, è molto bello. Ecco, a proposito di tecniche, per gli ignoranti come me, ce n'è anche un'altra, no? che ci viene spiegata dalla maestra. Questa è la tecnica appunto rovescio su carta. Vedete come il disegno viene stampato sulla carta da mosaico. Ha una superficie liscia che è il retro, una superficie più ruvida, il fronte. Le tessere vengono incollate con una colla di acqua e farina, quindi una colla idrosolubile. Nel momento in cui il mosaico è terminato si boiacca, quindi cemento su questa che è la superficie, non è la superficie finale ma il retro,
cemento sulla superficie definitiva, sul supporto definitivo. Ogni foglio viene quindi capovolto, la carta viene bagnata, la colla, essendo idrosolubile, si scioglie, si toglie la carta e poi c'è il risultato finale. Più facile, più difficile, più antico, più moderno? Dipende, c'è chi si trova meglio appunto con il rovescio su carta, chi invece si trova meglio con Ma come tecnica viene prima questa o l'altra? E viene prima l'altra. Questa viene dopo. Sì. Francese? Sì, Di dove? di Parigi. Di Parigi. Quante volte ci si martella il dito? Magari 7 volte, Solo 7 volte o 7 volte 7? magari più, non lo so. Allora, Presidente Lovison, intanto direi il mosaico. A cosa serve il mosaico? Il mosaico serve a tantissime cose. Diciamo, io dico sempre, il mosaico non ha limiti alla fantasia. Soprattutto in questo periodo viene molto utilizzato proprio per una riqualificazione urbana. Purtroppo noi siamo, diciamo, gli eredi di quegli scempi che sono stati fatti negli anni 50, anni 60. Ecco, invece di andare a battere questi palazzi di cemento armato, invece andarli a riqualificare proprio con il mosaico, rendere una bruttura, rendere un'opera d'arte che deve essere proprio visitata e deve essere apprezzata proprio tramite il mosaico. Se c'è un'eccellenza conosciuta nel mondo, vino a parte, è il mosaico. Qui arrivano veramente da tutte le nazioni. Qual è il vostro segreto? Il nostro segreto, dico sempre, è il lavoro, è la cultura, la tradizione e l'innovazione, che sono veramente i fondamenti di questo istituto, di questa scuola. Ricordiamoci, è l'unica scuola al mondo dove ci si può diplomare maestri mosaicisti, quindi siamo veramente il fiore all'occhiello, oltre che per Friuli Venezia Giulia, anche proprio per l'Italia stessa. E da qui, come potrete vedere, ci sono tantissimi ragazzi appunto che vengono da tutto il mondo. Per fortuna ancora il 50% sono residenti nella nostra bellissima regione, quindi questo ci fa molto piacere, e poi il resto veramente viene dalla Colombia al Kazakistan, passando per il mezzo tutto quello che viene. Dal sacro al profano, il mosaico, oltre che essere un brand friulano assolutamente riconosciuto, è anche un fattore economico. Le metropolitane, piuttosto che le cattedrali, piuttosto che eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, questo è anche il Made in Friuli che si esporta. Sì, indubbiamente. Io dico sempre che questa è sì una scuola, è molto importante, però è anche diciamo un'opportunità incredibile per i nostri allievi che, ricordiamo, nel giro di pochissimi anni siamo passati dal 1994, dove c'erano 6 aziende artigiane in Friuli Venezia Giulia, alla fine del 2018 ce n'erano 60 e per il 99% sono tutti i nostri ex allievi. Siamo con orgoglio la seconda il secondo sito più visitato della regione Friuli Venezia Giulia. L'anno scorso qui abbiamo intercettato più di 30.000 visitatori, quindi siamo una delle porte di entrata della regione Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda il turismo, con inevitabili ricadute sull'artigianato, sul commercio, sulla ristorazione, sul settore alberghiero, e quindi veramente siamo un'azienda a tutto tondo. E poi c'è appunto questo export che è fatto degli artigiani che escono da qui e poi si fanno le ossa e viaggiano in tutto il mondo. Certamente i nostri allievi sono portati veramente a viaggiare, perché il mosaico ti chiama un po' in tutte le nazioni del mondo, quindi soprattutto i primi anni, quando bisogna farci conoscere, bisogna sempre viaggiare con uno zaino in spalla e vieni praticamente catapultato dagli Stati Uniti alla Russia, agli Emirati Arabi. Poi piano piano magari incominci ad aprire le tue aziende qui in Friuli e poi comunque puoi continuare a lavorare per tutto il mondo. E tracce dei lavori della scuola di mosaico ce ne sono migliaia proprio in tutti i 5 continenti.
ci troviamo davanti a qualcosa di, che ne so, straordinario. Cos'è? È un omaggio a Leonardo, no? Nell'anno delle sue celebrazioni abbiamo pensato così con gli allievi, quindi in maniera anche didattica, attraverso il coinvolgimento degli allievi del secondo corso, di realizzare un'opera che non è la traduzione di un dipinto di Leonardo, ma celebrarlo sì, come inventore, quindi questa macchina magari meno nota delle sue, ma che ha in sé tante anche simbologie, no? Riguardano la bellezza del volo, no? L'aspetto poetico anche, dove si immagina l'uomo, no? Proiettato verso l'alto. E questo, allora, siete partiti da un modellino? Siamo partiti da un modellino, anche immaginando lavori che già avevamo fatto, stiamo facendo al secondo corso. Ci sono delle foglie che sfruttano l'abbinamento, no, del mosaico con lamine metalliche, eccetera. Quindi era anche tecnicamente bello, no, come connubio questa sorta di far sembrare leggero un materiale molto pesante come il mosaico. E in questo caso, insomma, mi sembra abbastanza riuscito. È vero che sarà lei a collaudarlo? No, l'abbiamo già collaudato. Tieni, è sicuro. Speriamo. Grazie. Per celebrare, no, un'altra ricorrenza, è quella l'anno del Pordenone. In effetti abbiamo a Spilimbergo una situazione molto nota e molto bella, che sono le porte dell'organo del Duomo, e in questo caso anche lì, per dare la possibilità al mosaico di non essere esclusivamente la traduzione di un'opera pittorica, abbiamo cercato di individuare caratteristiche del Pordenone che sono questa enfasi dell'anaformismo, no, del creare effetti di profondità, eccetera, proprio rilevabili nelle porte dell'organo, no, con questi piani no, a diverse dimensioni, e abbiamo creato una sorta di cornice che è il contenitore del mosaico di queste due porte, dove in maniera sintetica, no, si individuano le forme, le sagome che sono di contorno ai protagonisti, che sono il Saulo, no, convertito nella strada di Damasco, e la caduta di Simon Mago. Quindi abbiamo in qualche modo rielaborato, rivisto un po' questa immagine, e stiamo realizzando in mosaico proprio la figura di Saulo e di Simon Mago, che saranno dietro le sagome in legno che fanno da cornice. Allora, si diceva un lavoro maschile? Si diceva un lavoro maschile, come abbiamo visto i nostri primi allievi, quelli del 1922, erano esclusivamente maschi. E era molto bella questa fotografia di questi ragazzi che venivano qui a imparare proprio un mestiere. È sempre stato considerato un lavoro maschile perché è sempre stato considerato un lavoro pesante, di fatica, ore e ore e ore inginocchiati per terra. Invece negli anni '80 hanno cominciato a iscriversi le prime ragazze, e adesso veramente il mondo del mosaico all'interno della scuola è completamente cambiato. Il 70% sono donne e il 30% sono maschi, però non c'è assolutamente nessuna differenza fra un maschio e una femmina, quindi i lavori che fanno i mosaicisti lo fanno sia i maschi che le femmine. Cariola compresa, con piena di malta, e questo è un bellissimo pavimento che abbiamo fatto negli anni 2000,
queste 4 stagioni, chiamato perché hanno 4 colorazioni. Si parte da un blu intenso per passare a un rosso, poi a un verde chiaro fino ad arrivare a un bellissimo verde scuro. Sembra quasi che galleggino queste tessere vitree di mosaico. È stato appunto realizzato tagliando prima tutte queste paste vitree e poi seminato sul modello proprio del seminato alla veneziana. Qui ferve il lavoro, tutti sono molto presi. Cosa fate esattamente? Allora, questa settimana siamo impegnati con l'artista che arriva dal Giappone, che rimarrà con noi appunto una settimana. Stamattina abbiamo cominciato proprio disegnando alcuni tratti su dei fogli appunto che ci ha portato il maestro Ki, e adesso i ragazzi stanno interpretando in base al loro sentire questo segno che loro hanno realizzato. Dopodiché, sempre con il maestro, faremo una composizione di questi pezzi e realizzeremo 1 o 2 pannelli da metro. Intanto, come mai sei arrivata a Spilimbergo? Per caso, sono venuta in vacanza e... Da dove? Dalla Sicilia. Quindi visitando la scuola, appena ho fatto il giro ho chiesto il modulo di iscrizione. Quindi un colpo di fulmine? Sì, assolutamente. E qui cosa stai facendo? Qui stiamo interpretando, come ha detto la maestra, un segno grafico, però alla maniera del maestro Ki, quindi stiamo ancora cercando di capire perché abbiamo appena iniziato. Difficile? Sembra di no, per il momento. Finalmente un indigeno. Di dove sei tu? San Giorgio della Richinvelda. Ecco, invece delle barbatelle abbiamo deciso di misurarci col mosaico. Come mai? Perché ho sempre studiato arte, io ho fatto liceo artistico e mi è sempre piaciuto comunque cercare un modo diverso di esprimermi. E essendoci quest'arte che è un po' friulana, mi è sempre un po' interessato e sono finita qui. Soddisfatta? Sì, certo. Sono venuto da Tokyo, è venuto qui perché sono invitato da questa scuola e ormai anche in Giappone è molto famosa questa scuola e mi sembra è una cosa meravigliosa avere un posto come qui e sempre mi sembra questi anni questa scuola è il fonte dell'espressione musiva tutto il mondo. Tutti i mosaicisti del mondo copiano la loro espressione. Lei è qui in qualità di ospite ed è qui anche per insegnare. Cosa può insegnare un giapponese dei ragazzi italiani che fanno mosaico? È una domanda molto difficile. Spero di insegnare qualcosa, ma sono venuto qui a collaborare con loro, più che insegnare. Insomma, non credo che posso insegnare qualcosa. Posso dare un'occasione di avere esperienza. Capisci? Bene così? Bene così. Che cosa sta
facendo insieme, perché hai detto che collabora con i ragazzi, a questi ragazzi? Un segno grafico cos'è? Segno grafico, cioè non ha nessun significato. Ognuno fa il suo disegno e scegliamo quello che piacciono più. Poi traduciamo il disegno nero su fondo bianco con le tessere bianche su fondo bianco. Solo bianco. Quindi c'è impossibilità, bisogna fare una traduzione. Non esiste, come si dice, soluzione giusta. Ognuno deve avere il suo, come si dice, la sua soluzione. Bene. Qui siamo davvero tra studenti eccellenti, come si suol dire. Perché? Perché poi la platea di chi frequenta la scuola del mosaico si restringe man mano che si va avanti con gli anni, e non è una brutta cosa, perché è qualità soprattutto. Sì, e poi è una cosa molto bella, perché ormai appunto arrivati al terzo anno hanno fatto la loro esperienza, sono cresciuti anche nell'ambito proprio del mosaico, della loro sensibilità, e quest'anno proprio con questi ragazzi c'è un grande scambio di idee, e questo circolare fa bene a noi tutti. Sì. Altri artisti che sono venuti a trovarvi? Tanti. Possiamo molti ravennati, ma veramente tanti. Qui siamo al finale, quindi alla scuola di creatività sostanzialmente. Sì, e poi appunto l'ultimo anno è quello in cui uno può esprimersi, avendo ormai fatto suo il linguaggio del mosaico e la tecnica, può veramente esprimere quello che è il suo mosaico. Chi viene da Firenze mi pare che di arte ne sappia moltissimo. Tu come sei arrivata qua a Spilimbergo? Tramite conoscenze, amici che mi hanno consigliato, sono venuta qua a vedere e mi ha appassionato subito. Prima che scuola hai fatto? Prima ho fatto le scuole superiori classico. Sì, classico, però non qua in Italia, all'estero. Quindi è già un'esperienza importante. Senti, com'è qui? Ormai sei alla fase conclusiva, mi pare. Sì, terzo anno e contenta del percorso, sinceramente. Sono cresciuta tanto, sia nell'arte che poi anche con l'esperienza con gli altri studenti che si viene qui insomma da un po' da tutto il mondo, conoscenze, bello. Soddisfatta? Soddisfatta. Questa è la scuola di perfezionamento, la classe di perfezionamento. L'anno di perfezionamento. L'anno di perfezionamento. Cioè il quarto anno della scuola museicistica del Friuli. Stiamo sviluppando insomma il bozzetto di Ulivo per Lignano Pineta, appunto. Quindi diciamo i bagni di Lignano Pineta verranno abbelliti da mosaici che fate voi su bozzetti d'olivo? Sì, in questo caso sì. Questo simposio insomma va avanti da diversi anni. Questo è il numero 3, appunto. Ci sono delle stazioni praticamente di Lignano, appunto. E insomma stiamo sviluppando questo lavoro. Abbiamo cominciato
più o meno 2 o 3 settimane fa, insomma c'è tanto lavoro, quindi siamo lì a lavorare molto seriamente. Chiedo a lei, che è un gran bel lavorare con la musica e studiare. Sì, devo dire che la concentrazione rimane, però almeno ci accompagna perché comunque è un lavoro lungo. Ho capito. Lavorare ispirati da un maestro come D'Olivo, che significato ha e cosa ti dà? Beh, ovviamente eseguire questo lavoro per Lignano, tra l'altro posto che io frequento da sempre, con i disegni di Olivo è molto interessante. Riuscire a riprodurre con il mosaico questi schizzi così importanti è veramente una bella cosa. Difficile, facile? Dipende dal bozzetto, dalle cose che stiamo facendo. Per esempio qui c'è pezzettini di verde che sono abbastanza difficili da interpretare nel punto di vista di colore sì, insomma. Bene. Ma chi arriva al perfezionamento è il più bravo? Beh, alla fine dipende perché si viene ammessi su richiesta, quindi dipende. Però c'è qualcuno che vi valuta, evidentemente. Sì, però alla fine non è, siamo tutti comunque sulla stessa linea alla fine. Quando esci dal terzo anno, che è l'ultimo, siamo tutti maestri. Ho capito. Senti, da grande cosa farai? Mi piacerebbe girare il mondo e lavorare anche all'estero. Quindi spero punto su quello. Voglio fare un po' di gavetta nei laboratori prima per imparare un po' il mestiere, poi pensavo di fare qualcosa in proprio e cercare di girare il mondo. Una cosa che ti chiedo che mi ha sempre incuriosito, percentualmente quanta manualità e quanta teoria e quanta preparazione, quanta filosofia e quanta storia dell'arte c'è in questo vostro studio? Un 50-50. 50-50? Sì. Beh, non ti sbilanci. No, alla fine è tutto compensato, cioè c'è lo studio dietro ogni mossa che fai sul mosaico. Quindi c'è una percentuale di istinto magari che uno ha nel far mosaico, però l'altra metà è data dallo studio che c'è dietro della storia e della filosofia, appunto. Ho visto una foto in cui siete con le carriole. Facciamo anche terrazzo in questa scuola, quindi impariamo a fare pavimentazioni. Quindi mettete sul porfido sostanzialmente. Più o meno, dai, un po' più raffinato. Più raffinato del porfido. Grazie. Niente. Tu da dove vieni? Vengo dalla provincia di Salerno e ho fatto il liceo artistico a Salerno, poi ho trovato questa scuola su internet e sì, ho visitato, ho visto, mi è piaciuta molto e quindi sono venuta qui. Ho capito. E come ti sei spostata? Sei venuta su all'avventura sostanzialmente? Abbastanza, sì. sì. Soddisfatta di quelle che hai imparato? Tantissimo. Ecco, e da grande dice quello cosa farai? Ancora non lo so, ho intenzione comunque di fare altre esperienze, comunque nel campo del mosaico e poi non lo so. Grazie. Ecco, tu invece vieni da? Vengo dalla Russia. Dalla Russia? Dalla Russia proprio. Sì. E come mai sei arrivata qui? Ma praticamente mi sono laureata in lingua in Russia e ho deciso di viaggiare un po' per il mondo. E niente, poi sì, ho conosciuto anche questa scuola grazie alla mia amica che ha fatto già il primo anno. Sì, e niente, ho deciso di provare anche questa esperienza qua. Capito, tornerai in Russia?
Ma a me piacerebbe viaggiare un pochino, sì, provare un'altra esperienza anche all'estero, però sì, intendo di tornare in Russia forse e lavorare, ovviamente, sì, spero di lavorare con il mosaico anche in Russia. Abbiamo visto che qui si sta lavorando per dei pannelli che andranno a abbellire in senso assoluto il lungomare di Lignano, quindi il paesaggio friulano prevede il mosaico. Voglio dire, c'è questa consapevolezza, Presidente, o no? Allora, diciamo che negli ultimi anni sta prendendo piede anche in Friuli Venezia Giulia questa consapevolezza di utilizzare proprio il mosaico per abbellimento oppure riqualificazione dei nostri spazi. Diciamo che da un periodo abbastanza buio, possiamo dirlo, adesso sta un attimino riferendo questa maniera di utilizzare già dagli architetti o dagli interior design, appunto utilizzare nelle loro opere il mosaico. La consapevolezza c'è? Sì, direi di sì. In questo aspetto diciamo che siamo ritornati alla consapevolezza, perché negli anni 60 dobbiamo ricordarci che il Friuli Venezia Giulia è stato abbellito anche dalle opere d'arte proprio della scuola mosaicisti del Friuli. Io una nota nella consapevolezza lo rivolgerei al mondo proprio della scuola, quindi diciamo le scuole di secondo grado, visto che la nostra scuola è una scuola di alta formazione e quindi un post diploma, post laurea, e sarebbe anche utile, se non didatticamente, ma l'orientamento no, post diploma. Noi siamo qui, cerchiamo anche con le nostre scuole in Friuli Venezia Giulia di cercare di diffondere questa arte che è tipica, peculiare della nostra regione, e diciamo che sono soprattutto le scuole invece extraregionali che giungono a Spilimbergo in visita e come avete potuto notare sono molti stranieri, molti extra regione, abbiamo recuperato recentemente, ma un invito proprio agli istituti superiori, che siano licei, che siano istituti professionali, di portare i loro allievi dall'ultimo anno in visita alla scuola, perché è utile per il loro futuro. Passaggio, ma veramente ultimo, è quello che si riferisce agli amatori, agli amanti del bello, agli amanti del mosaico, oppure a chi vuole riempirsi gli occhi di bellezza. Beh, è un po' per questo, mi ricollego anche a prima, anche perché facciamo laboratori anche per le scuole. Ecco, questi sono ovviamente a pagamento, ma qui giungono sì, da tutto il mondo. Abbiamo per tutto l'anno dei corsi brevi, weekend, settimanali, che lo facciamo proprio a Spilimbergo sia il sabato, la domenica, ma anche durante la settimana, per far vivere anche il nostro clima studentesco, d'estate anche soprattutto, ed è anche, sono anche ben frequentati. Col Presidente chiudiamo, viene dall'imprenditoria evidentemente, ha un'azienda in mano che è questa e ha inventato un recupero straordinario di una ciminiera che faceva brutta mostra di sé.
Sì, l'anno scorso proprio con il direttore guardavamo il piazzale della nostra scuola e indubbiamente c'erano due brutture, una vecchia canna fumaria alta 11,60 m, un ammasso di calcestruzzo e questa scala antincendio, anche questa completamente di lamiera. Ebbene, abbiamo detto con le nostre capacità dobbiamo dare una soluzione a questi due scempi, diciamoci la sincera verità. E proprio con le nostre capacità abbiamo ricoperto completamente la scala antincendio tutta con materiali naturali, con tessere di materiali naturali, quindi marmi fatti su un doppio livello per fare un gioco sia di giorno con le luci ombre e anche di notte che poi è illuminata, e poi con questa canna fumaria, partendo da un progetto del maestro mosaicista Giulio Candussio, siamo andati a realizzare quest'opera ricoprendo la canna fumaria con questa seconda pelle, con una ceramica bianca tutta tagliata secondo il modello delle case di Gaudì a Barcellona, e poi creando questa situazione di questi 4 alberi, 2 lato est, quindi il sorgere della giornata, quindi il sorgere del sole, uno in oro giallo e uno in smalti verdi, e invece nel lato ovest altri 2 alberi, ricordiamoci alti 10,30 m, uno in oro bianco e uno in smalti blu. Quindi anche, come vi dicevo prima, andare a risolvere una situazione brutta, creare un'opera d'arte, quindi creare il fatto che la gente venga qui a visitare proprio queste opere d'arte. Ecco, qui cosa facciamo, maestra Evelina? Siamo in un corso secondo, quindi dopo aver studiato i mosaici romani e ellenistici nel primo corso, si riparte con la fase dello studio del mosaico storico dal mosaico bizantino. Possiamo occuparci di riproduzioni che faranno parte della parte storica che orna il nostro corridoio, oppure possiamo inventare qualcosa di contemporaneo, una struttura tridimensionale dell'arredo urbano, però basandoci sulle forme, sui colori, sui materiali utilizzati nella tecnica bizantina. Esaurito il bizantino si passa all'approfondimento del rovescio su carta. Anche questa tecnica i ragazzi l'hanno già conosciuta nel primo corso. In questo caso si complicano un pochino le cose, si fa del figurativo un po' più complesso. Il lavoro è sempre un lavoro di equipe, quindi tutte le persone devono sforzarsi di lavorare allo stesso modo perché non si vedano le differenze, le varie personalità. Quindi si approfondisce anche lo studio della materia terrazzo per la posa in opera del mosaico a rovescio su carta, e poi in questo momento proprio i ragazzi stanno facendo una sperimentazione. Dopo aver sofferto un po' nella tecnica molto precisa del rovescio su carta, abbiamo scelto dei soggetti che li lasciano liberi di interpretare, di giocare, di metterci la loro personalità, la loro fantasia e di fare delle prove di qualcosa di diverso, di molto più aggressivo, di molto più materico, che poi magari gli faciliterà il compito quando arriveranno nel terzo. A conclusione del secondo corso però si passa allo studio dei volti e dei ritratti, quindi si ritorna un po' indietro con qualcosa di preciso, con delle regole da seguire, ma sulla base dell'esperimento fatto precedentemente i ragazzi sicuramente saranno in grado di interpretare in chiave più personale anche un volto. Tu da dove vieni? Dalla Francia. Da Parigi. E stai facendo cosa? Stiamo facendo dei mosaici basandosi su delle pitture di Carlo Romiti, che è un artista italiano mi pare, e quindi abbiamo una lavorazione molto libera e abbiamo scelto quasi tutti i materiali naturali perché sono dipinti che ricordano gli affreschi preistorici, e quindi per dare questo senso abbiamo usato i materiali soprattutto naturali, e abbiamo una lavorazione molto quasi contemporanea e giochiamo
Si è capito abbastanza bene. Senti, come sei arrivata qui a Spilimbergo? Allora, io prima ho fatto una scuola a Parigi dove c'era una sezione affresco e mosaico che durava 2 anni. E quindi dopo questa sezione di 2 anni dove ho imparato alla fine poco mosaico, ho scelto di specializzarmi qui a Spilimbergo per sviluppare meglio il mosaico, la tecnica. Ma tu hai aperto un libro, hai visto Spilimbergo, hai messo il dito, come mai sei arrivato? Ecco. Non ci sono tante scuole di mosaico nel mondo. Ti sei messa a cercarla, insomma. Un po' sì, poi ho incontrato un artista francese, un mosaicista francese che ha anche fatto la scuola, ho fatto un stage di 1 mese con lui e quindi mi ha indicato la scuola e sono venuta. Grazie. Viviana, da dove viene? Io vengo dalla Colombia, ma sono colombo-italiana in un certo senso. Ho capito. Senti, e come sei arrivata a Spilimbergo? Ho fatto l'Accademia di Belle Arti qualche anno fa e... Dove tu? A Verona. L'ho fatta a Verona e poi ho fatto un tirocinio qua in questa scuola per 2 settimane e mi sono innamorata proprio del suono della martellina e proprio il ritmo, sì. Che bello. Cosa stai facendo? E adesso sto iniziando a fare i ritratti in tecnica contemporanea con materiali naturali e sto facendo Harrison Ford, sì. E adesso sto iniziando dalle parti più chiari per poter capire se i colori che ho scelto sono giusti per il chiaroscuro del volto. Facile, difficile? Ho appena iniziato, perciò per il momento è solo divertente. Ecco Dino, mi pare che abbiamo fatto un altro viaggio in una scuola davvero eccellente. Sì, direi più che eccellente, eccezionale. Qui trovo io una sintesi poi della friulanità, delle radici aquileiesi, quindi il mantenimento di una tradizione che resta unica, non soltanto in Friuli e in Italia, ma l'unica al mondo sembra per questa scuola. La valorizzazione della manualità, oltre e anche l'adattamento a quello che è la necessità dell'attualità, della modernità, l'abbellimento, la ristrutturazione, anche il dare significato a certi edifici, come diceva il Presidente prima, quindi la valorizzazione anche della realtà attuale attraverso una tecnica e un'arte antichissima e mantenuta perfettamente nella tradizione della friulanità. Io direi appunto un po' in contrasto con quello che dicevano, che è troppo poco propagandata, poco conosciuta. Dovrebbe essere molto più apprezzata nel Friuli, perché dico pure è veramente un qualcosa di unico che valorizza e che rende noto e importante il Friuli. Secondo me è fondamentale anche l'equilibrio tra approccio umanistico e approccio manuale. Certo, la valorizzazione della manualità e l'apprendimento quindi procedurale per quello che riguarda sia la tecnica che la sensibilità che il gusto artistico, quindi veramente qualcosa che meriterebbe fatto conoscere di più e valorizzato di più anche nelle nostre scuole tradizionali. Ecco, cambio di scenario, siamo in una galleria, nella galleria della Scuola del Mosaico del Friuli. Dino, veramente un'esperienza straordinaria. Sì, è stata una mattinata ricchissima di stimoli, di cultura, di arte,
per cui in questa galleria che rappresenta un tantino il fiore all'occhiello di quello che sarà anche la scuola mosaicista del Friuli, dobbiamo ringraziare per la squisita ospitalità il direttore dottor Pietro Bravedani, il presidente Luvison, tutto lo staff che ci ha illustrato, gli studenti, il coordinatore della giornata, il dottor Terasso, e poi la scuola capofila, la dottoressa Roberta Bellina e l'Istituto Uccellis di Udine, capofila del progetto.